Potremmo usare l'espressione piove governo ladro per documentare l'assurda situazione che si riscontra ad Agrigento in quasi tutta la città. Come si vede nelle immagini, un caso particolare si riscontra nel quartiere di Fontanelle. Piove governo ladro è una parodia contro l'inefficienza delle istituzioni, nel nostro caso contro il comune di Agrigento, che nelle scorse settimane si è preoccupato di ripulire le strade dalle erbacce, ma che da un mese almeno non si cura di far eliminare dai bordi delle stesse strade i cumuli di sterpaglie che a causa del vento sono stati in gran parte disseminati ostruendo i tompini. Ci si chiede a che servono allora le allerte meteo se poi i cittadini devono rischiare così facilmente gli allagamenti. San Leone, Monserrato, Viale Cannatello, Viale delle Dune e Fontanelle sono tutte zone a rischio visto che dalle parti del capoluogo agrigentino si interviene solo dopo che il danno si è verificato, salvo poi a chiedere lo stato di calamità. Insomma, se non si provvede a ripulire i tompini e si lascia che gli stessi vengano ostruiti, come succede appunto a Fontanelle, qualcuno deve spiegare come è possibile, così stando le cose, evitare gli allagamenti e i danni. Per i cittadini che si sono rivolti anche questa volta alla nostra redazione, ci troviamo davanti ad una grave omissione da parte di chi ha il sacrosanto dovere di salvare il salvabile finché c'è tempo, ovvero gli uffici comunali preposti. E a proposito degli uffici comunali, ai quali compete la manutenzione delle strade e di tutto ciò che ruota attorno alla sicurezza dei cittadini per una efficace prevenzione, a questi uffici era forse rivolto il monito del capo della Protezione Civile regionale Calogero Foti, presente ieri all'incontro ad Agrigento con il ministro Toninelli e i sindaci della provincia. Le parole di Foti servono a chiarire, se ve ne fosse bisogno, che spesso non c'entra la natura matrigna a creare panico e danni. È vero che ci sono necessità di interventi strutturali, è pur vero che parecchie di queste cose però si sarebbero potute evitare con un controllo più diretto del territorio.